L'alba del giorno dopo è già iniziata. La scure si sta per abbattere come una mannaia affilatissima su Gorizia e dintorni. Nessuno escluso. Futuro dei punti nascita del capoluogo di Monfalcone, dismissione della brigata di cavalleria, crisi occupazionale e rilancio che stenta a partire. Poca chiarezza sui rapporti intrapresi con i fratelli d'oltreconfine. Tanti punti di domanda, troppi visti i tempi. Al di là della vecchia cortina di ferro si ragiona e si mette in pratica in modo quasi perfetto. Pure in Slovenia non se la passano bene, ma almeno hanno il pregio di aver sterzato subito, praticando il concetto occidentale e riservando in casi eccezionali la dottrina jugoslava. Noi invece, da bravi italiani, ci siamo subito impantanati nelle sabbie mobili di campanilismi stupidi e improponibili nel 2013, senza dimenticare quel pizzico di burocrazia, condimento indispensabile per bloccare sul nascere il domani. La politica sa solo blatterare, chilometri di inchiostro da dare in pasto alla stampa, aria fritta e ruttata come la pilli nell'etere, tanto per dire perché il fare pesa troppo e stanca subito. 2013, il futuro di Gorizia e dell'intero Esontino già scritto? Viene da dire, in senso positivo, the show must go on, ma la reale sensazione da segugio della notizia è che fine delle trasmissioni.